Benvenute e benvenuti. Oggi ho il piacere di presentare l'amico e collega professor Luca Chittaro, che è professore ordinario di informatica ed è direttore del laboratorio di interazione tra l'essere umano e la macchina e coordina un gruppo di ricerca sulla realtà virtuale. Abbiamo dato al professor Luca Chittaro un incarico importante perché ci parlerà di un tema che è un tema apparentemente di nicchia, ma molto molto rilevante, che riguarda gli stereotipi di genere nei mondi digitali. Perché dico apparentemente di nicchia? Apparentemente di nicchia per persone come me che non hanno dimestichezza con i videogiochi e con il mondo digitale, ma in realtà è un tema, come vedremo, di una rilevanza incredibile perché sono tante le persone, giovani e meno giovani, che invece vivono molto nella realtà virtuale, nel mondo digitale, in cui ovviamente noi poi tutti assorbiamo modelli, ripetiamo stereotipi e questo può condizionare poi anche il nostro modo di essere nel mondo reale. Allora, io adesso mi taccio. Ringrazio tantissimo il professor Chittaro per aver accettato di partecipare a questo talk e gli cedo la parola. Grazie Valeria. Allora, spengo un attimo la telecamera perché mi concentro sulle trasparenze. Come hai anticipato, il mio intervento sarà un po' particolare, nel senso che mi focalizzo su quella che è la nostra vita digitale. Ognuno di noi trascorre una quantità di tempo crescente dentro i mondi digitali, e che sia il web, che sia i social, i videogiochi. E quindi ha senso interrogarsi su che tipo di esperienze digitali viviamo e se queste esperienze hanno poi delle conseguenze sulla nostra vita in generale. Noi studiamo questi effetti nel laboratorio di interazione uomo-macchina qui all'Università di Udine e lo facciamo da lungo tempo perché ho fondato questo laboratorio 20 anni fa. Però ancora oggi, anche tu dicevi, un tema di nicchia, un tema spesso sottovalutato perché siccome il digitale è immateriale, alcuni tendono a pensare che poi in fondo non conti molto. Ad esempio, anche pochi mesi prima del lockdown, avevo tenuto una conferenza che è su YouTube, su un tema che mi è particolarmente caro, che è la solitudine digitale, come usare i social per costruire relazioni digitali positive. E alcuni, anche colleghi, l'avevano preso del tipo, ma le relazioni digitali alla fine sono una cosa virtuale da non prendere così seriamente. Poi è arrivato il lockdown e devo dire che hanno cambiato idea perché ha mostrato più chiaramente come le relazioni digitali sono importanti e hanno conseguenze sia positive che negative sulla nostra vita. Oggi vi parlo di un altro aspetto dei mondi digitali, il pregiudizio e gli stereotipi. E inizio raccontandovi come è nato il mio interesse in merito. 10 anni fa, una rivista importante in psicologia, il Journal of Experimental Social Psychology, pubblicò un articolo che all'epoca era un po' strano, si intitolava Virtual Prejudice, e gli autori si chiedevano se gli stereotipi del mondo fisico vengono innescati inconsciamente anche dai mondi virtuali. Era un semplice esperimento, i partecipanti olandesi si trovavano davanti a un personaggio che vedete qui in un mondo virtuale, che poteva essere o il giovane olandese sulla sinistra o il giovane magrebino tipico che si possono incontrare ad Amsterdam. Misurarono a che distanza i partecipanti si tenevano dal personaggio e anche alcune reazioni fisiologiche come la conduttanza cutanea e trovarono una differenza significativa, cioè gli olandesi stavano più vicini al personaggio se era quello di sinistra ed erano più calmi, mentre stavano più lontani ed erano in uno stato di maggiore allerta nel secondo caso. Allora questo mi mise la pulce nell'orecchio e mi proposi di verificare il fenomeno in un modo più articolato, non solo il pregiudizio, ma anche quello che è il suo effetto, cioè la discriminazione, il comportamento discriminatorio. Quindi in una collaborazione tra Università di Udine e Padova realizzammo un esperimento in cui i partecipanti si trovavano in realtà virtuale a prendere una decisione a favore o contro di un personaggio virtuale. Potevano essere prosociali, cioè aiutare il personaggio nel momento del bisogno, oppure no.
e il mondo virtuale simulava un grave incendio. Chi conosce le sedi della nostra università avrà riconosciuto qui nell'immagine quella dei Rizzi. Bisognava fuggire dalla biblioteca, ma lungo il percorso una persona intrappolata chiedeva aiuto. E la persona poteva essere questa a sinistra, che parlava con accento veneto, oppure questa a destra, in cui cambiavano soltanto il colore della pelle e l'accento, che diventava africano. Allora, quando il personaggio era questo, a destra, nero, il 52% delle persone lo aiutava. Quando lo facevamo diventare bianco, la percentuale saliva in alto all'83%. Abbiamo quindi confermato ed esteso il risultato olandese. E mentre noi ci occupavamo di questo tipo di pregiudizio virtuale, Antonella De Angeli in Inghilterra studiava le frasi che le persone rivolgono a quegli assistenti virtuali che trovate in alcuni programmi informatici o su siti web, come questi che vedete qui, e mostrò come gli stereotipi di genere influenzano l'interazione, cioè l'assistente virtuale donna è soggetta a più abuso verbale da parte degli utenti rispetto all'uomo e riceve anche più frasi a sfondo sessuale. Allora, se pensiamo che gli utenti stanno interagendo con un computer e non con un essere umano, è ancora più sorprendente il fatto che solo un accenno al genere, un disegnetto come questi, cambia ciò che gli utenti ritengono appropriato dire e non dire all'assistente virtuale. Abbiamo quindi già 3 esempi di quanto il pregiudizio è radicato anche inconsciamente in tutti noi, tanto da scattare in mondi completamente immateriali. Quindi 2 esempi sull'etnia e uno sul genere, e andrò a espandere adesso il genere. Ma prima di andare avanti, precisiamo bene di cosa stiamo parlando. Quindi per pregiudizio si intende un'opinione preconcetta non basata sul ragionamento, sulla ragione, che causa fra l'altro emozioni positive o negative. Per stereotipo si intende un insieme di idee, di conoscenze, di aspettative preconcette che riguardano una categoria sociale specifica e che sono sia descrittive che prescrittive, quindi ci creano sia aspettative di presunte caratteristiche, sia ci guidano sul come comportarci. Come nascono? Li apprendiamo. Sì, quando nasciamo siamo tabula rasa, c'è un apprendimento che avviene anche in modo implicito. Ellen Langer parla di impegno cognitivo prematuro. Ad esempio, uno da bambino sente dire una frase del tipo non chiedere al nonno che è vecchio e non capirebbe, e da lì associa il concetto di anziano a quello di persona che non capisce le cose. Poi c'è un modeling, quindi vediamo altre persone che si comportano in un certo modo, magari trattano con sufficienza le persone anziane, e quello diventa il comportamento da seguire, lo fanno gli altri, quindi qualcosa di giusto ci sarà. E poi c'è l'esposizione ripetuta, quindi cose che ci vengono dette spesso in famiglia, fra amici, che leggiamo sui giornali, in rete, che ascoltiamo nelle canzoni, che ci vengono mostrate nelle trasmissioni, nelle serie TV, nei film. E quindi tutto il contesto culturale mediatico. Ad esempio, nei media tradizionali, i risultati delle ricerche sulla cosiddetta teoria dell'oggettivazione hanno mostrato che un'esposizione ripetuta a contenuti che rappresentano la donna come oggetto porta a interiorizzarli, a crearsi aspettative stereotipate. Nel mondo digitale il videogioco è l'evoluzione interattiva del media cinema, quindi diamo un'occhiata alla rappresentazione di genere nei videogiochi. Anche qui attenzione al ragionamento, dato che io non gioco ai videogame, allora non mi sembrano importanti. Questo prendere sempre sotto gamba il digitale, perché il settore dei videogiochi è un'industria che genera 120 miliardi di dollari di fatturato nel 2019 e durante il 2020, grazie alla pandemia, questo volume d'affari è salito a 180 miliardi di dollari. Nel 2020 i videogame hanno superato cinema e sport messi assieme, anche per i limiti che c'erano e ci sono nel mondo fisico. Allora, partiamo dalla rappresentazione corporea della donna nel videogioco. Questi sono 3 esempi tratti da giochi famosi, giocati da centinaia di milioni di persone. Anche i meno esperti avranno riconosciuto a sinistra Lara Croft, la protagonista di Tomb Raider. Per ciò che si diceva poco fa, l'esposizione ripetuta a questo tipo di immagine corporea che è irreale, che è altamente sessualizzata,
può portare a un'internalizzazione, cioè creando nel maschio aspettative sull'immagine corporea femminile e nella donna sulla propria immagine corporea, che poi può avere anche conseguenze sulla salute. Qualcuno potrebbe dire, ma anche la Barbie è irrealistica ed esiste da prima dei videogiochi. E infatti che sia irrealistica adesso è anche dimostrato scientificamente, perché un gruppo di ricercatori ha proprio eseguito uno studio morfologico calcolando che la presenza in natura del corpo di Barbie è di meno di una su 100.000 donne. E questa frase che leggete qui, quello che oggi considerate come un semplice giocare con Barbie, in realtà la sta preparando per il suo futuro, l'ho presa dal sito ufficiale del produttore della bambola e a questo punto potrebbe suonare anche un po' inquietante in termini di interiorizzazione di aspettative. I videogame si sono allineati a direzioni già presenti nei media visivi tradizionali, estremizzandole. E attenzione però, sono diversi da qualsiasi altro media perché sono interattivi, cioè sono esperienze in prima persona, non si guarda e basta il personaggio, ma lo si interpreta, si diventa personaggio. Al di là del corpo, consideriamo anche i ruoli che vengono attribuiti alle donne nei videogame. Innanzitutto va detto che molto raramente sono le protagoniste. Lara Croft di poco fa è più un'eccezione che la regola. Allora, se sono raramente protagoniste del videogioco, cosa fanno nella maggioranza dei casi? Ci sono tre ruoli molto diffusi. Uno è quello di totalmente passivo, di donna inerme, dalla principessa Peach qui che negli anni '80 doveva essere salvata da Mario, fino in tempi recenti ad Ashley qui, anch'essa rapita e che dobbiamo salvare nella saga di Resident Evil. E in questo ruolo la donna praticamente non fa quasi nulla. Vediamo un secondo ruolo dove invece fa qualcosa ed è quello di assistente comprimaria del personaggio maschile. Un esempio emblematico che vedete qui è quello di Quiet in Metal Gear Solid, che è una soldatessa, che poi come vedete non si capisce perché gli altri militari sono vestiti di tutto punto, mentre la sua divisa è un reggiseno. Ed è un personaggio molto discusso, anche dalla rivista economica Forbes. Questo spezzone qui del gioco la vediamo in un intervallo fra le battaglie esibirsi in una doccia di fronte ai personaggi ipermascolini e dominanti del gioco. E la donna Quiet non parla, come suggerisce il suo nome. C'è poi un terzo ruolo dove la donna del videogioco diventa un puro oggetto sessuale a disposizione dei personaggi maschili. Molto spesso è una ballerina di lap dance o una prostituta. Qui vediamo un po' di Grand Theft Auto, che è il secondo gioco più venduto nella storia dei videogame. 135 milioni di copie ufficiali, poi ci sono tutte quelle pirata. Ed è un gioco che hanno giocato praticamente quasi tutti i maschi italiani fino a una certa età. Qui ho dovuto fermare la scena, ma avete capito dove stavamo andando a parare come tipo di cose che si possono far fare ai personaggi femminili di GTA. Un secondo esempio, durante il 2020 il videogioco assolutamente più atteso di cui tutti parlavano era Cyberpunk 2077. 8 milioni di persone l'hanno preordinato perché volevano proprio averlo fino dal primo giorno, però come potete vedere, anche qui è meglio che fermiamo, come potete vedere la situazione non cambia, quindi anche nel 2077 rimaniamo sempre lì. L'oggettivazione della donna in alcuni giochi arriva al femminicidio interattivo e qui di nuovo GTA la fa da padrone. In GTA voi potete prendere un personaggio femminile, picchiarla, spararle, colpirla con l'accetta, darle fuoco con la benzina, investirla con l'automobile, insomma c'è un'ampia gamma di simulazioni possibili che praticamente potete ripetere quello che si legge nella cronaca nera del femminicidio o a volte anche anticiparlo, perché
il fatto di dar fuoco alle donne con la benzina in GTA era già presente prima che ciò accadesse qualche anno fa in un episodio di cronaca nera a Roma. E di nuovo, qui la cosa importante è che non stiamo parlando di un gioco che giocano quattro esaltati, ma stiamo parlando del secondo gioco più giocato, insomma, un gioco che viene giocato tuttora dai bambini nelle scuole medie. E, il produttore scrive che è vietato ai minori di 18 anni, ma evidentemente, come al solito, quando si entra nel mondo digitale, i genitori poi non danno questa grande importanza. Allora, questo legame tra videogame e sessismo sembra essere confermato dagli studi scientifici fatti sull'argomento. Qui ne ho citati tre un po' a caso. E se ci fermassimo a questa frase, come fanno i quotidiani, allora magari titoleremmo "I videogame causano il sessismo, fine". Ma in un contesto scientifico dobbiamo anche analizzare criticamente i risultati. Allora, volendo essere critici, ci sono tre cose da dire sugli studi. Primo, che la correlazione non è necessariamente un legame causale, quindi sì, può essere che giocando a questi giochi si diventa sessisti, ma potrebbe anche essere che si hanno delle convinzioni sessiste che portano a scegliere un certo tipo di gioco. Secondo aspetto è che purtroppo alcuni studi fanno un calderone di tutti i videogiochi, ma è molto poco sensato perché passare le notti sui femminicidi di GTA è ben diverso da giocare a Tetris o altri puzzle game, quindi non solo sui giornali, ma anche in alcune riviste psicologiche, a volte si guarda i mondi digitali in maniera sovrasemplificata. Adesso, se vi proponessi di fare uno studio per capire se andare al cinema fa diventare sessisti, penso chiunque direbbe, beh, dipende da cosa vai a vedere, no? Ecco, appunto, gli studi sui videogame devono fare la stessa considerazione. Terzo aspetto, quanto è grande e quanto è robusta questa correlazione, cioè chiedersi con opportuni test statistici quanto forte sia. Ad esempio, in uno dei tre studi che sono citati qui, nei partecipanti allo studio è risultato che il collegamento tra l'adesione convinta a una religione e una visione subordinata della donna era 3 volte più alto di quello tra i videogiochi e quella visione. Quindi i videogiochi vanno visti come uno dei fattori di un contesto sociale che è multifattoriale. Ecco, dopo queste cose non proprio simpaticissime, vi porto anche una notizia positiva. Alcuni game designer hanno preso coscienza di queste problematiche e anche l'industria del videogioco inizia a sentire una qualche pressione da parte di movimenti nati in anni recenti, incluso il Me Too, che si è diffuso anche al mondo dei videogiochi. Quindi si parla ora più spesso di giochi che alcuni chiamano feminist gaming, ma io li chiamerei antisessisti, che mettono in discussione gli stereotipi della donna nel videogioco. Queste sono un paio di grosse produzioni. Sulla sinistra vedete questa Aloy, che è una guerriera in un mondo post-apocalittico dominato dai robot, che è la protagonista e come vedete già visivamente si nota la diversità dagli esempi precedenti, ad esempio è completamente vestita, per dire. Ma l'esempio più noto di rappresentazione realistica è in Last of Us 2, qui sulla destra, ed è particolarmente interessante perché hanno voluto proprio mettere in discussione lo stereotipo corporeo, dando ad Abby, questa che vedete sulla estrema destra, il corpo di una donna veramente esistente. Si tratta di un atleta di CrossFit che è stata digitalizzata. Ma quando è uscito questo Last of Us 2, i cosiddetti gamer non l'hanno presa benissimo e si sono scatenati proprio con il body shaming di Abby in rete. Fra l'altro c'è stato anche un tipico sintomo di come è difficile per alcune persone percepire il confine tra virtuale e reale, perché questo odio verso la donna virtuale Abby in rete si è poi indirizzato verso la povera doppiatrice colpevole di aver dato la voce al personaggio. E in questo titolo dell'Independent che vedete viene usata la parola gamer
con un significato che è tipicamente dispregiativo, cioè il super appassionato di videogiochi visto come un maschio misogino. Allora, che un'ampia fetta di appassionati di videogiochi rifletta questo cliché è un fatto e lo si vede da questi comportamenti in rete, però attenzione a non trasformare anche i videogiocatori in uno stereotipo, che si notano di meno perché fanno meno confusione, ma ci sono anche persone appassionate di videogame che li vedono come una forma d'arte, esattamente come il cinema o il teatro. E non è il tema di oggi, ma per avere esempi, un punto di partenza in questa direzione c'è una lista sul Wikipedia inglese di giochi che può essere utile. Ci sono anche i primi studi sugli effetti. Ad esempio nel nostro laboratorio ci siamo focalizzati su come la forma videogioco può essere usata per stimolare riflessioni di tipo esistenziale. Ok, ma allora dato che non tutti gli ascoltatori immagino giochino ai videogiochi, andiamo in un mondo digitale che sicuramente tutti o quasi conoscete e usate probabilmente, che è quello dei social. E c'è una forte analogia con i videogiochi, perché anche lì, anche nei social, interagiamo alla fine con dei personaggi. I profili degli altri utenti, che spesso non sono loro rappresentazioni realistiche. Noi stessi indossiamo un profilo, una rappresentazione digitale che ci creiamo e ci illustra sicuramente in un modo parziale. E possiamo sui social fare un discorso simile ai precedenti sull'oggettivazione. Ad esempio ci sono molte famose influencer che usano le proprie pagine social per proporre una visione oggettivata di sé. E abbiamo visto prima che le ricerche sulla teoria dell'oggettivazione nei media tradizionali mostrano che un'esposizione ripetuta a questi contenuti porta a interiorizzarli, a crearsi aspettative stereotipate, irrealistiche, anche su come si dovrebbe essere. Però anche qui, di nuovo, dobbiamo considerare l'interattività dei mondi digitali, che li rende molto più influenti dei media tradizionali. Quindi nei social non solo siamo esposti a questo tipo di immagini, ma molti poi mettono in atto questi stereotipi, dedicando ore a creare le proprie foto su quella falsariga. E poi ricevono commenti, ricevono mi piace sulle foto, e quando quelle foto riflettono lo stereotipo, i commenti e i mi piace sono tanti. Ed è stato mostrato con la risonanza magnetica che i mi piace sui social attivano i circuiti della ricompensa nel cervello, rinforzando quel comportamento, secondo uno schema che è quello del condizionamento operante. Questo non succede nei media tradizionali non c'è l'interattività, coinvolgono di meno. Diversi studi recenti sui social evidenziano proprio un legame fra esposizione a profili di donne che si autorappresentano come oggetti e una maggior probabilità che le follower si auto-oggettivino a loro volta sui social e nonché eseguano controlli frequenti del proprio corpo, cosiddetto body checking, body surveillance. Sotto questo punto di vista Instagram, che vedete qui, può essere particolarmente deleterio perché è progettato proprio in modo da forzare le persone a esprimersi visivamente, con fotografie più che con discorsi. Allora, questi studi hanno riguardato l'oggettivazione della donna, ma è interessante che ne è uscito da poco uno sugli uomini, che mostra come anche una parte di loro stia cadendo vittima di questa dinamica social. Lo stereotipo emerso su Instagram è muscoloso e magro, quindi sono i must del corpo maschile su Instagram. Proprio i ricercatori hanno mostrato che quando un maschio pubblica una foto di sé su Instagram che aderisce a quello stereotipo, muscoloso e magro, riceve più like e anche più commenti. E quindi non è difficile ipotizzare che chi si fa prendere troppo da tale dinamica possa sviluppare insoddisfazione per la propria immagine corporea con effetti negativi sia psicologici che fisici. Un ultimo tipo di mondo digitale a cui vorrei accennare sono i siti di pornografia online che hanno creato una situazione senza precedenti. La pornografia non è una novità,
ma l'informatica rende tutto sempre molto più flessibile ed efficiente, e la novità è che ora qualsiasi persona che abbia un computer o uno smartphone, inclusi i bambini delle elementari e delle medie, ha accesso gratuito in ogni istante, in ogni luogo, a milioni di film porno e a qualsiasi tipo di parafilia che possa venire in mente. Le ricerche, ancora poche, ma quelle che ci sono sugli effetti del porno digitale, riconfermano il pattern che abbiamo già incontrato negli esempi precedenti. Questo studio qui ha mostrato proprio un legame fra l'esposizione al materiale porno su internet e la visione della donna oggettivata, ma hanno anche mostrato che chi aveva ricevuto un'educazione in merito alla pornografia vedeva tale legame mitigato. Ed è interessante che anche le ricerche sull'oggettivazione nei social mostrano similmente che chi ha un po' di formazione, ha certe idee di provenienza femminista, vede mitigata la propria relazione tra esposizione a certi contenuti social e il sessismo. Quindi da tutti gli ambiti che vi ho riassunto, alla fine emerge l'importanza di un'educazione al digitale per giovani, ma non solo per loro, perché i comportamenti dei non giovani sui social non è che siano particolarmente maturi. Allora, diciamo che il mio tempo è scaduto, quindi per concludere vorrei ricordare anche che le tecnologie, tutte le tecnologie sono sempre duali, cioè possono essere usate a fin di bene o a fin di male. Quindi gli stessi mondi digitali di cui abbiamo parlato possono essere usati contro i pregiudizi e gli stereotipi. Ad esempio, c'è un progetto di ricerca in Spagna dove sono stati presi uomini condannati proprio dal tribunale perché responsabili di violenza sulle donne, e in realtà virtuale gli si è messi nei panni e nel corpo della donna e gli si è fatto vivere virtualmente l'esperienza della violenza domestica dalla prospettiva della vittima. E il risultato che hanno ottenuto è che, allora, è noto che gli uomini responsabili di violenza domestica hanno bassa capacità di riconoscere le emozioni nei visi, quindi se gli si fanno degli esercizi tipo gli si mostrano foto di donne con varie emozioni nell'espressione facciale, scambiano la paura per felicità. E dopo aver vissuto questa esperienza di violenza virtuale subita nei panni e nel corpo della donna, miglioravano in questa capacità di riconoscere le emozioni. Questo è solo uno di tanti esempi di cose che stanno accadendo adesso nel mondo della realtà virtuale, quindi viene chiamato perspective taking, cioè ti faccio vivere l'esperienza mettendoti nei panni di un altro gruppo sociale. Quindi ci sono esperienze simili per quanto riguarda il razzismo, dove ti metto nel corpo di un'altra etnia, anche il discorso che vi ho accennato prima degli anziani, quindi più o meno si stanno affrontando un po' tutti i tipi di pregiudizio e di stereotipo con questa tecnica del team medesimo virtualmente in. Ok, allora direi che possiamo interromperci. Insomma, io vi ho dato in informatica si dice dei puntatori, no? Degli stimoli, degli spunti. Poi chiaramente questo è un discorso che può essere molto, molto più ampio di quello che è stato oggi. Ringrazio tantissimo Luca Chittaro per questo bellissimo talk che, seppur sintetico, ci ha dato veramente tante prospettive e uno sguardo su un mondo che più o meno tutti, come ci hai dimostrato, frequentiamo, anche quando riteniamo di non frequentarlo, perché effettivamente io all'inizio ho parlato dei videogames, ma poi in realtà si scopre che appunto tutti noi nelle nostre frequentazioni dei social media in realtà ricadiamo in questi meccanismi e quindi siamo oggetto
oggetto da un lato e soggetto agente dall'altro lato proprio di queste dinamiche di rinforzare gli stereotipi o in qualche modo subirli. Ci hai anche dimostrato come si possa reagire, quindi come si possa utilizzare in maniera diversa e propositiva, spezzando anche certe visioni stereotipate. Io chiedo a chi ci ascolta se ci sono delle domande, quindi volentieri possiamo approfittare della presenza del professor Chittaro per porgli delle domande. Io volevo fare questa riflessione con te, Luca. Sostanzialmente tu ci stai dimostrando che anche noi, persone non esperte della materia come sei tu, abbiamo dei pregiudizi, degli stereotipi riguardo al mondo digitale, perché in realtà quello che stiamo capendo, vedendo il tuo talk, è che sostanzialmente noi siamo sempre noi stessi nel mondo digitale, cioè il mondo digitale è fatto da esseri umani e quindi abbiamo i programmatori, come si chiamano, game designer, che ripetono i loro stereotipi nel gioco. Dall'altro lato, chi gioca ripete degli stereotipi, perché in questi giochi che tu ci hai fatto vedere non è obbligatorio uccidere una donna, vero? Quindi se uno lo fa, evidentemente ha in sé un istinto che a questo punto libera forse nel gioco. Quindi come possiamo dire che nel mondo digitale c'è anche forse uno sdoganamento, un'amplificazione? Non so se sono stata chiara, ma voglio dire, quello che io magari non farei nella realtà lo faccio nel gioco digitale, però libero sempre un mio istinto. Beh, questo è un classico in tutti i mondi digitali, anche nei social, no? Cioè, ci sono delle persone che non litigherebbero mai per strada, ma sui social si esibiscono in litigi furiosi, no? È un po' questa sensazione di immaterialità del digitale che spinge a venire fuori a un livello più emotivo, diciamo. Quello che però mi colpisce a questo punto è che probabilmente, vista la vendita che tu ci facevi rilevare di questi giochi, anche quelli molto violenti, evidentemente ci sono molte persone represse, persone che nel mondo reale evitano di assumere una serie di atteggiamenti perché comunque sanno che ci sono delle sanzioni, perché il loro contesto sociale li considera riprovevoli, ma nel mondo digitale danno libero sfogo alle peggiori fantasie. Non sono Beh, una sì. psicologa, io anzi non lo sono affatto, però è questo quello che ci hai mostrato, cioè Sì, uno sì. magari nella realtà non ammazza una donna con la benzina, ma nel gioco lo fa. Sì, sai, anche diciamo, i programmatori di GTA che abbiamo visto prima, andare a creare digitalmente tutto questo spettro di possibilità per l'uccisione della donna richiede tempo, richiede denaro, no? Richiede un investimento al produttore del videogioco. Se non avesse successo non lo farebbe. Certo, diciamo che su questo forse un'altra riflessione va fatta, nel senso che poi i creatori di questi videogame forse non hanno neanche tutto questo potere di incidere perché ci saranno dei registi e ci saranno delle scelte imprenditoriali che puntano anche su un certo tipo di pubblico. Cioè se so che una cosa razzista e violenta fa vendere, come imprenditore senza scrupoli mi butto in questo. Quindi è proprio anche questo aspetto, cioè cambiare il pubblico agendo però con una sorta quasi di volontà di educarlo. E questo in questo momento è mancato, mi pare, no? Si sono soddisfatte le peggiori voglie ed è mancata quell'idea invece di una educazione che parte dall'alto. Sì, beh, nel caso di videogiochi come GTA o altri titoli che ho mostrato, sono produzioni molto simili a quelle cinematografiche, quindi il team di persone che costruisce l'opera digitale è di anche centinaia di persone, quindi c'è proprio una struttura dirigenziale ben precisa. Sono aziende, sono industrie a tutti gli effetti. C'è un altro discorso, non ho mostrato nessun esempio di game cosiddetti indie, che sono invece dei videogiochi più semplici, magari creati da gruppi di 2 o 3 persone, e dove si può fare anche più sperimentazione. Quindi se uno va nell'ambito indie, ci sono cose più creative, cose più originali, anche sotto il punto di vista della rappresentazione di ruolo.
Diciamo che quindi tu ci hai anche detto che in qualche modo un po' il politically correct o un atteggiamento di maggiore attenzione sta entrando, ma secondo te questo entrerà anche in quei tipi di videogiochi o si creeranno due mercati, uno più fair, un più appunto corretto e uno sempre selvaggio? Di fatto è già così, sì. Di fatto è già così. Ci sono domande? Vedo una manina alzata, non riesco a capire di chi è. Se vuole intervenire, chi ha alzato la mano? Sono io, Fernando. Ermanno, prego, Ermanno. Allora, beh, anzitutto grazie Luca perché è stata veramente molto molto bella l'esposizione, anche molto chiara. A me viene un dubbio, ti chiedo se tu sai se ci sono ricerche, se c'è bibliografia a riguardo, ma mi sembra quasi che il mondo dei videogiochi, dei social, abbia riproposto a un mondo di adulti quella possibilità, quella funzione che ci serve nel gioco tipicamente in età infantile, cioè quella di in qualche modo sperimentare, più o meno come quando i bambini giocano a fare il dottore piuttosto che l'astronauta e via di sto passo. Ha una funzione evolutiva molto importante. A me, anche agganciandomi un po' alle parole di Valeria, viene da pensare quasi che ci sia questa modalità e che quello che tu hai descritto circa gli stereotipi di genere e anche le violenze di genere sia solamente la punta dell'iceberg di questo meccanismo. Cioè, preoccupantissimo perché a questo punto veramente da psicologo condivido, evidentemente c'è qualcuno che continua anche in età adulta ad avere un retropensiero di un desiderio di agire cose di questo tipo. Io mi ricordo quando è stato fatto Second Life, insomma, che forse qua siamo in quattro a ricordarcelo, ma insomma c'erano tantissime persone che uscivano fuori dalle righe dei comportamenti. La cosa più comune era vedere per le strade virtuali gente che camminava nuda o cose di questo genere, insomma. Ma comunque c'era l'idea di superare questi limiti, insomma. Ma c'è qualche ricerca che si è puntata proprio su questa funzione del mondo virtuale? Perché sarebbe interessantissimo. Cioè tu dici di utilizzare il virtuale come valvola di sfogo, dici, no? Che funzione intendi? Un po' di più, nei bambini è una funzione un attimino più complessa che è quella proprio di sperimentazione protetta. Ah, ok. Ma sì, ma anche per scopi positivi, nel senso, anche noi stessi, uno dei temi che studiamo di più nel nostro laboratorio è vivere situazioni virtuali di emergenza, quindi trovarsi in situazioni dove rischieresti di morire, tipo incendi, incidenti aerei, cose di questo tipo, e sperimentarti proprio per sviluppare anche un po' di resilienza psicologica rispetto a questi stimoli estremamente stressanti e paurosi. Quindi noi lo facciamo a fin di bene, però poi è chiaro, lo puoi fare anche, puoi ottenere anche una desensibilizzazione su situazioni dove magari non dovresti desensibilizzarti. Mi stai aprendo delle prospettive enormi, guarda, penso che ti contatterò a breve perché quello studio della Seinfeld secondo me veramente dal punto di vista educativo anche di prevenzione appunto su chi agisce violenza o semplicemente su chi ha stereotipi di genere si può fare tantissimo. Certo. Ci sono altre domande, altri interventi? Certamente, insomma, siamo rimaste tutti colpiti da quello che ci hai mostrato, Luca, e questo ci richiama anche ad una responsabilità sia come genitori che come docenti, visto che abbiamo a che fare con i giovani e, come hai detto tu, a volte anche troppo spesso trascuriamo questo aspetto della vita dei nostri figli, cioè quasi non volendo vedere, non volendo sapere, non ritenendolo importante di che videogiochi si nutrono quasi quotidianamente.
Se non ci sono altri interventi, io su questo chiudo il talk e l'appuntamento di oggi, ringraziando ancora tantissimo il professor Chittaro e preannunciando che la prossima settimana il protagonista sarà il professor Carlo Pucillo, che invece ci parlerà di un tema completamente diverso, ma altrettanto attuale, cioè come gli uomini e le donne reagiscono in modo diverso alle sollecitazioni dei virus. Allora, grazie a tutte e a tutti, buon weekend, ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora.